Prosegue a gonfie vele la carriera artistica dei due giovani talenti Giovanni Suterasardo e Andrea Infurna, entrambi tredicenni, originari rispettivamente di Favara e Gela. Dopo i tanti successi ottenuti, tra cui anche la tournée che l'anno scorso li ha visti protagonisti negli Stati Uniti d'America, i due piccoli cantanti ritornano sul palco che li ha fatti conoscere al grande pubblico. Stiamo parlando del talent show Rai Ti lascio una canzone, giunto alla 7ª edizione. In occasione della semifinale del programma condotto da Antonella Clerici in diretta domani sulla prima rete dalle ore 21:10, lo spettacolo musicale propone anche una reunion dei ragazzi della precedente edizione. Tra loro anche Giovanni e Andrea, che prima della partenza per Roma abbiamo incontrato durante una lezione di canto nella sede dell'Accademia Le Muse di Favara. Da artisti navigati ai nostri microfoni, i due giovani cantanti hanno parlato delle emozioni vissute grazie alla loro partecipazione alla fortunata trasmissione televisiva e delle piacevoli sensazioni per il pronto ritorno. Sì, è un bellissimo ricordo, super gradito, un'emozione indescrivibile che a parole oppure a scriverla non si può, è un'emozione bellissima, indescrivibile. Non ho parole. Ricordo quando ho conosciuto a Fiorello, che è stata un'emozione bellissima, conoscere lui dal vivo, che è come si vede in TV, è una bravissima persona. Io sono pronto perché insieme alla mia insegnante Claudia abbiamo già studiato i pezzi che a mio malgrado non posso rivelare perché dovrebbe essere una sorpresa. Sì, questa sarà di nuovo, come già ho vissuto, una bellissima esperienza e spero di divertirmi anche questa volta. Guardate, Ti lascio una canzone, non solo perché ci siamo io e Andrea, perché sinceramente siamo i migliori the best, ma perché è un bel programma e c'è un divertimento. Soddisfatta dei progressi artistici dei suoi allievi, si è detta l'insegnante di canto Claudia Rizzo. Sono felice che ritornino a Ti lascio una canzone, ma soprattutto che continuano il loro percorso artistico. Infatti sono stati protagonisti di una tournée in America e adesso continuano la loro, carriera, anche se sono piccoli, la loro carriera artistica. Quindi piccoli artisti, ma anche che fanno grandissimi passi avanti e sicuramente si divertiranno anche questa volta. Ti lascio una canzone. In sala prove abbiamo filmato un saggio delle loro doti canore che vi proponiamo. No, 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 ricciano, perché la donna riccio ti cacciano capriccio, la donna riccia non la voglio, no, perché la donna riccio ti cacciano capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Well, I can't handle it, and there's a thing called love. Over it I can't write you in higher way. There's a little thing called love. Come avete potuto notare dalle immagini, nuovo look per Giovanni, che ha deciso di tagliare i lunghi capelli tanto amati dalle sue fan. La solita simpatia e la forte presenza scenica invece sono state le invariate doti che abbiamo trovato e che hanno fatto di Andrea uno dei concorrenti più apprezzati di Ti lascio una canzone 6. Per entrambi si prospettano altri importanti impegni. Giovanni, leader di una band, sta lavorando alla prossima tournée, mentre per Andrea, oltre a quella canora, si prospetta anche una carriera da attore. Il tredicenne gelese infatti dovrebbe essere tra i protagonisti di una nuova fiction Rai dedicata ai ragazzi.